arrivato. Eccoci, hai visto già da queste prime parole, anche le parole di Luigi, di Andrea, Michele, appunto, il valore e la valenza dell'economia marittima all'interno appunto di un insieme, ecco, di punti di forza. Credo che sia giusto rimarcarlo. Sì, allora, intanto grazie dell'invito, mi pare una manifestazione sempre più partecipata e viva. Noi l'anno scorso questa stessa iniziativa eravamo con una guerra, diciamo, divampata, con una situazione di caro materiali certamente molto preoccupante, più in generale sul fronte dell'inflazione. Stavamo uscendo dal Covid, un anno che dal punto di vista della crescita del PIL 2022 ha avuto un rallentamento che noi ci aspettiamo quest'anno meno significativo, l'inflazione preoccupa in alcune componenti ma sta andando un po' meglio, il commercio internazionale nonostante la questione dei noli che è sempre un po' difficile da vedere, comunque abbiamo una situazione dal punto di vista globale, mi sentirei di dire, un po' migliore dell'anno scorso. Abbiamo sperimentato questa famosa frase reshoring, friendshoring, un elemento molto importante per il nostro porto e per gli imprenditori che sono qua. È chiaro che il Nord Africa, la sponda sud del Mediterraneo, potrebbe diventare destinataria di una concentrazione di attività manifatturiere che nell'ambito del commercio marittimo Europa-Nord Africa potrebbe avere delle significative ripercussioni anche sul porto. Queste sono a mio parere le condizioni di contesto più interessanti. Prego, no, perché ti chiedevo poi una cosa, prego, finisci. L'altra cosa, parlando agli imprenditori, io penso che il pubblico, cioè le istituzioni centrali, locali, a Genova in questi ultimi anni abbiano, tra virgolette, fatto la loro parte. Ci sono investimenti molto significativi, in porto sono praticamente tutti investimenti direttamente finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, sono sui giornali tutti i giorni, quindi non c'è bisogno di elencarle. La cosa molto positiva, e chiudo, è che come sempre fanno gli imprenditori, anticipano e quindi non aspettano il completamento di questi investimenti, ma come si è visto negli ultimi 2 o 3 mesi nel porto di Genova, stanno investendo in misura molto significativa nel porto. Direi che per un'iniziativa come oggi è il segnale migliore. Grazie Paolo. Grazie.